libro che attualmente ho avuto occasione di rivedere è di Stephen Smith. È un personaggio notevole che si è occupato dell'Africa, sia anche perché nel mondo francese dove lui opera, l'Africa è sempre presa in considerazione. L'Europa sta invecchiando e si sta spopolando. L'Africa invece è piena ancora di giovani però che hanno una preparazione relativa a capire l'importanza che ha l'Europa. Però per loro l'Europa, che sia cristiana o meno nelle fondamenta, nelle origini, non credo che sia di grande valore. Infatti noi stessi siamo stati molto attenti. Ma non c'è dubbio che gli africani, cioè i giovani africani, dovrà immergersi prima o dopo nel nostro continente e noi dovremmo anche essere pronti a dare a loro gli elementi più importanti di noi stessi, che non è solo l'isola di Peter Pan, della nascita della gioventù, eccetera, o i colpi di teatro. L'Africa emergente è fatto anche che una nuova fabbricazione, 1 miliardo di ragione, è uno sviluppo assieme agli altri, perché per affrontare il problema del futuro non si può essere soli, bisogna studiare, stare assieme a altri, con persone anche di un'altra nazionalità e che parlano anche una lingua diversa. Noi siamo in certo modo favoriti, perché chi non conosce ormai l'inglese, anzi, però ci sta emergendo un'altra lingua per noi importante, lo spagnolo. E noi avremo, portoghese e spagnolo, e noi avremo, ristrutturando l'Africa nei nostri confronti, la possibilità di affrontare anche questi nuovi linguaggi.